pensare anche a barriere in stazione parlando di gestione dei flussi a margine del forum sul turismo a Firenze. L'assessore Venturini apre anche a questa possibilità. Nel giorno del via al G7 Turismo a Firenze, flash mob di protesta per il mancato rinnovo di alcuni contratti di un gruppo di lavoratori del settore con la Filcam CGIL a Rialto. 2 cani hanno rischiato di morire dopo aver ingerito droga per strada a Mestre. L'appello dei proprietari: non siamo al sicuro, fate attenzione. Ispezione dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche di tutta Italia, provincia di Venezia compresa, ma l'assessore Besio rassicura che negli istituti gestiti dal comune è tutto regolare. Strage del bus di Mestre, il giudice ha accolto la richiesta della procura di prorogare la chiusura delle indagini perché spiega la complessità della vicenda necessita di maggiori approfondimenti. Dopo 30 anni riparte a Chioggia il corso di infermieristica realizzato in collaborazione con l'Università di Padova. Una sinergia con comune e autorità portuale ha permesso di utilizzare il padiglione all'interno del porto. 5 anni fa l'incubo dell'acqua grande a Venezia con le drammatiche immagini della città inondata. Stasera alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est, l'Apocalisse di Venezia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: in futuro si potrebbe pensare anche a barriere in stazione parlando di gestione dei flussi a margine del forum sul turismo a Firenze. L'assessore Venturini apre anche a questa possibilità. Il prossimo anno raddoppieremo i giorni di contributo, introduciamo una modalità diversa che premia chi prenota in anticipo rispetto a chi prenota agli ultimi giorni. Chi prenota agli ultimi giorni avrà un prezzo raddoppiato rispetto a quello di quest'anno e poi sarà alle prossime amministrazioni, la nostra insomma si concluderà il prossimo anno, fra le prossime amministrazioni valutare che tipo di ulteriore evoluzione dare a questo fenomeno. A margine del forum il ruolo delle città nella governance del turismo a Firenze, nel giorno in cui prende il via il G7 del comparto, l'assessore Venturini torna a parlare di quello che cambierà in tema di contributo d'accesso, che evidenzia ha funzionato perfettamente, permettendo anche di scoprire una fascia grigia di strutture alberghiere e non. Abbiamo raccontato di come il contributo d'accesso, ad esempio, abbia aiutato a far emergere tutta una serie di situazioni di attività ricettive non registrate che si sono registrate grazie al contributo d'accesso e che quindi è emerso tutta un'area grigia che altrimenti non sarebbe emersa. Un importante beneficio è stato quello di sapere in anticipo quanti turisti arriveranno a Venezia il giorno della prenotazione e gestire i servizi in base ai numeri attesi. Una fase sperimentale che sta dando buoni frutti, continua Venturini, e che annuncia. Un tema che andrà discusso in futuro, non certo insomma quest'anno o il prossimo anno, sarà quello di eventualmente immaginare anche dei controlli più automatizzati alla stazione, dove già in molte stazioni esistono delle barriere automatiche per accedere alla parte dei binari. Potranno essere pensate anche sulla stazione di Santa Lucia per garantire anche un maggior controllo, ma sono temi che verranno decisi da chi verrà dopo di noi e sono temi che però trovano una sperimentazione effettuata con risultati che anche oggi qui in questo convegno a Firenze vengono valutati con estremo interesse dagli addetti ai lavori, perché lo strumento contributo è uno strumento da un lato unico al mondo, ma dall'altro che ha funzionato meglio di quanto ci si aspettasse. Nel giorno del via al G7 Turismo a Firenze, flash mob di protesta per il mancato rinnovo di alcuni contratti di un gruppo di lavoratori del settore con la Filcam CGIL a Rialto. Mezzogiorno è passato da pochi minuti quando dal ponte di Rialto i lavoratori del turismo inviano il loro messaggio alla città e da Venezia chiamano idealmente Firenze, dove per la prima volta nella storia del G7 fino al 15 novembre si sono dati appuntamento i ministri del turismo dei 7 paesi più sviluppati. Basta spremerci come limoni il grido di questi lavoratori che chiedono il rinnovo del contratto. A parte dei contratti, quelli che fanno riferimento a Confindustria, sono fermi, non sono stati rinnovati. Gli altri sono già stati rinnovati mesi or sono, ma questo contratto non si decide a decollare, c'è una trattativa che però si è arenata, la trattativa ha già prodotto una serie di scioperi, di mobilitazioni e più avanti ne aprirà altrettanti perché sicuramente alberghi molto importanti di questa città come il Danieli, Four Seasons, Gritti
e altri non possono permettersi di non rinnovare questi contratti. La protesta era partita da Campo San Bartolomeo, da dove lavoratrici, lavoratori, cartelli alla mano hanno spiegato a veneziani e turisti la loro condizione. 15.000 le persone impiegate nel turismo tra Venezia città e provincia. Stipendi fermi da quando? Da una vita ormai. E non vedo che hanno intenzione di migliorare le cose, per cui siamo qui a combattere. Stagioni turistiche sempre più lunghe, precarizzazione del lavoro, molti temi sul tavolo, a cui si aggiunge la riflessione sulla situazione complessiva di Venezia. Bisogna discutere della compatibilità, di una sostenibilità del turismo nel rapporto con le città e con i cittadini, che per Venezia non è più solo la Venezia insulare, è anche la terraferma, è tutto il comune di Venezia, che è stravolto dall'impatto potentissimo, fortissimo che ha l'industria turistica. Serve regolamentare e governare questo processo, altrimenti rischiamo che davvero diventi un'industria estrattiva che toglie tutte le risorse alla città e non redistribuisce né lavoro né reddito. Siamo alla cronaca, 2 cani hanno rischiato di morire dopo aver ingerito droga per strada a Mestre. L'appello dei proprietari: non siamo al sicuro, fate attenzione. Anche i cani a Mestre sono ostaggi della droga. Lo sanno bene i proprietari di Tiago e Scott, che per poco non hanno perso i loro amici a 4 zampe per aver ingerito della droga trovata per strada, come racconta Elisa, residente in via Piave. Il suo Amstaff Pitbull di 2 anni, Tiago, ha ingerito un pezzo di hashish mentre passeggiavano. Lei non se n'è accorta ed, essendo estate, inizialmente ha pensato a un colpo di calore. E quindi ho provato, insomma, con una bottiglia d'acqua fredda a vedere se il cane reagiva. Purtroppo il cane non ha reagito. Il cane, ho visto che non gli reggevano le zampe, stava male, aveva l'occhio fisso. Vedendo e documentando anche con un video lo stato dell'animale, Elisa è corsa dal suo veterinario, che, ignaro di ciò che fosse realmente accaduto, ha pensato a un problema neurologico. E che quindi fosse il caso di portarlo in una clinica ancora più attrezzata e ancora più preparata. Quindi Elisa si è recata in una clinica specializzata del Padovano, dove un dettaglio ha fatto capire al medico che non si trattava di un problema neurologico. Quando mi hai detto, questo parole della dottoressa, quando mi hai detto che abiti in via Piave, a me è venuto subito da provare, prima di entrare in percorsi più invasivi, di fare così di default un esame tossicologico. Quindi a lei è venuto, ha fatto questa associazione via Piave, la droga che c'è in via Piave e il cane che sta così poi si riprende eccetera, e subito gli hanno fatto un esame tossicologico, gli hanno trovato un tasso molto alto di THC. Da quel momento Tiago, che in realtà poi si è scoperto aver ingerito la droga a Venezia, è stato curato ed è guarito. Stessa sorte, con gli stessi sintomi, è capitata anche a Scott mentre passeggiava in un parco di Marghera col suo proprietario residente nel Trevigiano. Noi siamo circondati dalla droga in tutti i sensi, da chi la vende a chi ne fa uso, che poi appunto si butta per terra e quindi lascia tracce, siringhe. Io faccio appello a chiunque abbia bambini, cani, di stare veramente attenti anche qui, soprattutto qui, alle forze dell'ordine. Che ci sia più controllo, che intervengano di più. Perché qui noi non siamo sicuri, non ci sentiamo sicuri. Ispezione dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche di tutta Italia, provincia di Venezia compresa, ma l'assessore Besio rassicura che negli istituti gestiti dal comune è tutto regolare. 32 controlli, 17 irregolarità, 27 violazioni amministrative e il sequestro di 80 kg di alimenti di varia natura. Infine 15 persone segnalate all'ULSS per inadeguatezze igienico-strutturali. Sono i numeri emersi dai controlli dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche anche della provincia di Venezia nelle ultime settimane. Ma dal comune si precisa. Merita sottolineare che non hanno riguardato né riguardano le scuole servite dal comune di Venezia per il tramite della sua partecipata AMES.
95 scuole, 10.500 bimbi ogni giorno serviti in tavola, 6 centri cottura, una dozzina di menù alternativi più una serie molto consistente di diete speciali sanitarie. Numeri altissimi, così come altissima è anche l'attenzione che ogni giorno assieme al piatto portiamo in tavola. Tra l'altro stiamo lavorando proprio in questi giorni al nuovo regolamento della refezione scolastica per rendere ancora più sicuro, ancora migliore, ancora più efficace ed efficiente questo servizio, sempre con il bambino al centro e attento a non sprecare. Con l'inizio dell'anno scolastico, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero, aveva avviato una campagna di controlli a livello nazionale per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nel settore della ristorazione all'interno degli istituti scolastici. E i risultati sono stati che in quasi una mensa su 4, quindi circa 170, sono state riscontrate irregolarità, soprattutto per carenze igienico-strutturali, come diffusa umidità, formazioni di muffe o presenza di insetti, ma anche autorizzative, come la mancata tracciabilità degli alimenti e l'omessa presenza di eventuali allergeni. Nel complesso sono state accertate 225 violazioni amministrative o penali e comminate sanzioni pecuniarie per 130.000 euro. Nei casi più gravi, 5 gestori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e disposto il sequestro di punti cottura, nonché di 350 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Venerdì alle 17.30, dalle 17.30 alle 18.30 nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione a Marghera ci sarà l'ultimo saluto della comunità veneziana a Paolo Tescari, il 47enne originario della città Giardino, ucciso il 7 novembre in Texas, dove risiedeva da tempo, da un 17enne con un colpo di pistola. Il momento di raccoglimento è stato fortemente voluto dagli amici di Tescari, organizzato dall'associazione Buongiorno Marghera. Se vi fa piacere ci possiamo incontrare questo venerdì per chiacchierare un po' e salutare Paolo, al quale abbiamo voluto tutti molto bene. E niente musilunghi, Paolo ci ha lasciati, ma lui è in un luogo migliore dove non ci sono né droga né sofferenza. Ci vediamo venerdì a Marghera, ha scritto la sorella Elisabetta sui social. Strage del bus di Mestre, il giudice ha accolto la richiesta della procura di prorogare la chiusura delle indagini perché la complessità della vicenda necessita di maggiori approfondimenti. Concessa una proroga di 6 mesi alle indagini per la strage del bus precipitato il 3 ottobre 2023 dal cavalcavia superiore di Mestre, provocando 22 vittime. Finora le indagini commissionate dalla Procura di Venezia hanno permesso di individuare nella rottura di un perno dello sterzo la causa dello sbandamento del mezzo, un pezzo costruito in Germania ma assemblato dalla Yutong, l'azienda costruttrice dei bus. E non sarebbe l'unico, come aveva dichiarato ai nostri microfoni un ex dipendente della linea. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Ci sono poi altri aspetti da chiarire in merito alla vicenda, come eventuali responsabilità del comune per il varco nel guardrail da cui ha precipitato il mezzo dopo aver strisciato per vari metri perdendo sempre più velocità. Già accertato invece che l'autista Alberto Rizzotto non ebbe alcun malore, ma per chiarire gli altri aspetti si è ritenuto di prorogare la chiusura delle indagini. Il palasport in costruzione nell'area dell'ex campo nomadi di via Vallenari, la commissione comunale sport è stata in sopralluogo. Tutto come da programma, tempi rispettati per la realizzazione del palazzetto dello sport da 1000 posti, finanziato con fondi PNRR, che il Comune di Venezia sta costruendo in via del Grano Turco tra Favaro e Mestre, dove sorgeva il villaggio Sinti. Guidata dal vice sindaco assessore allo sport Andrea Tomaello, la commissione sport ha fatto una visita di sopralluogo ai cantieri. Un palazzetto che permetterà lo svolgimento di tante attività sportive, ma soprattutto del calcio a 5 di Serie A, del basket di Serie B e della pallavolo di Serie A2. Una struttura richiesta dalle tante associazioni sportive per dare sfogo alle loro attività, ma soprattutto una grande opera di riqualificazione dove c'era un luogo di illegalità, un luogo precluso al pubblico, finalmente si porta un po' di sport e si apre al pubblico con un po' di divertimento. Le opere strutturali sono ormai al 70%, le altre al 40%. Il palazzetto sarà completato entro il prossimo settembre.
A Venezia si continua a discutere su come affrontare il moto ondoso quando dal 1998 esiste un regolamento che non è stato mai applicato. È la denuncia di Fabio Mozzato, residente in Rio Novo ed impegnato da anni su questo fronte. Da almeno 60 anni il problema del moto ondoso langue nella lista delle questioni da affrontare a Venezia. Nel frattempo il problema è enormemente cresciuto. Per avere un'idea di quanto moto ondoso ci sia, per esempio, nel trafficatissimo e inquinatissimo, secondo l'unica centralina di rilevamento presente a Venezia e Rio Novo, basta osservare quanto si arrampichi l'ombra delle alghe su ponti e fondamenta continuamente bagnati dalle onde. Non se ne capacita Fabio Mozzato, residente in Rio Novo, infaticabile attivista ambientale, che fa notare come un regolamento c'è e ha pure 26 anni. Dal 1998, il 25 giugno, è stato emanato il regolamento della provincia di Venezia, ex provincia ora, che parla appunto di regolamento tramite sistemi satellitari GPS e AIS, quindi all'articolo 66 e 70, attraverso la convocazione della commissione consultiva mista di cui fa parte il Comune, il Magistrato alle Acque, la Capitania di Porto, il Ministero e quant'altro. Tutto è bloccato, sostiene Mozzato, perché quella commissione non si è mai riunita. Per capire quanta acqua sia passata sotto i ponti da allora, basti ricordare che il 1998 è l'anno in cui il Consiglio dei Ministri europei sanciva la nascita ufficiale dell'euro, Giovanni Paolo II incontrava Fidel Castro in uno storico viaggio a Cuba, Marco Pantani vinceva il Giro d'Italia e il Tour de France. Non è possibile che tutte le istituzioni competenti siano latitanti, non è possibile che nessuno faccia niente, non è possibile che non si faccia un piano sui rumori come è stato fatto nella bozza, che non prevede i rumori dei natanti, che sono proprio quelli più insistenti e rilevati anche dall'ARPA su mia richiesta. Al comandante della polizia locale abbiamo chiesto quante sanzioni sono state fatte per moto ondoso nel Rio Nuovo. Dopo 8 mesi si è risposto che sono state fatte 66 sanzioni senza specificare se per moto ondoso o quant'altro, perché l'ultima volta che ho chiesto le specifiche è venuto fuori che tra queste sanzioni c'erano 2 sanzioni alle gondole. Dopo 30 anni riparte a Chioggia il corso di infermieristica realizzato in collaborazione con l'Università di Padova. Una sinergia con Comune e Autorità Portuale ha permesso di utilizzare il padiglione ASPO all'interno del porto. 40 gli studenti pronti a iniziare la loro formazione. Foto di gruppo per i 40 aspiranti infermieri che frequenteranno il corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova nella nuova sede di Chioggia. Un percorso fortemente voluto dall'ULSS 3 Serenissima. Cronica la carenza di infermieri che permetterà ai futuri diplomati di essere subito assorbiti dal mercato del lavoro. Saranno assorbiti immediatamente perché noi abbiamo una fame proprio bulimica di infermieri e sicuramente chi viene si laurea ha immediatamente l'opportunità di lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo laureato 98 infermieri che praticamente non riescono neanche a coprire il turnover annuale di questa professione. Sulla formazione di futuri infermieri forte l'investimento di Regione e delle università di Padova e Verona, che negli ultimi 2 anni hanno portato i posti da 1400 a 1850. Per la città di Chioggia una scommessa vinta. Abbiamo lavorato veramente in sinergia con l'ASL 3, l'Università di Padova e l'autorità portuale, che ricordo che questo stabile, questi locali sono di proprietà dell'autorità portuale. Questa sinergia che è veramente nata nel periodo del 2021, ero da poco sindaco, emergenza ancora Covid, tutte queste cose, e da lì è nata proprio la necessità di creare qualcosa di importante per la nostra città. Le cose potrebbero non fermarsi qui. Il sindaco si vedrà infatti con la magnifica rettrice dell'Università di Padova per studiare la prossima apertura di nuovi corsi. Nel frattempo cresce anche la dotazione dell'ospedale di Chioggia, dove è entrato in funzione un nuovo angiografo. Il vantaggio di questa nuova macchina è la sua innovazione, il fatto che si tratta di una macchina top di gamma e che quindi rende più facile il lavoro dell'operatore, del medico e dell'infermiere, del tecnico, che hanno immagini migliori e quindi lavorano ovviamente meglio, ma anche da un punto di vista di sicurezza, perché riduce il carico di raggi a cui questi operatori sono sottoposti. Per la rubrica Vita da edicolante oggi incontriamo Nicola Fanutti, titolare col fratello delle edicole in Riva degli Schiavoni a Venezia e rappresentante del sindacato dei giornalai.
Da quanto tempo esiste questa edicola? Mio nonno aveva aperto inizialmente con un banco con 2 o 3 giornali messi sopra, ma era un altro mondo. Poi è subentrato mio padre, a mio padre siamo subentrati io e mio fratello che adesso gestiamo insieme. Lei ha visto nel corso degli anni forse anche cambiare un po' Venezia e cambiare forse anche la sua professione. Si è cambiato, mio padre qui nella via di fronte aveva 40 abbonati, erano 40 residenti, adesso noi ne abbiamo 0 perché non abita più nessuno, è tutto uso turistico. Che cosa si vende? Per esempio tutti i turisti che percorrono questa fondamenta comprano giornali anche? Sì, per assurdo alcuni giornali stranieri vengono venduti di più di qualche giornale italiano. New York Times, vendo più copie del New York Times piuttosto del... non facciamo i nomi per non penalizzare nessuno. Da oggi è l'anniversario dell'Acqua Granda del 19, cos'era successo qui? Mi ricordo la sera prima mi ha chiamato il collega Mutti al quale era volata l'edicola in acqua e ci siamo messi a piangere insieme al telefono. Poi mi sono informato della situazione della mia e mi avevano avvisato che si era staccata dal suo ancoraggio. Siamo stati molto fortunati perché è stata spinta dall'acqua addosso alle rampe qua per i disabili e ci siamo ancorati là. Come la vede la sua professione per esempio nei prossimi anni? È una vocazione fare il giornalaio. Secondo me è una vocazione, dobbiamo trasformarci e dare più servizi possibili. Il nostro ruolo, che è quello che secondo me devono riconoscerci anche le amministrazioni, è il ruolo sociale che svolgiamo. I veneziani stessi vengono qui a parlare con noi, a passare la giornata, a scambiare 2 parole. Siamo rimasti solo noi. Fiocco azzurro a Cafarsetti, la presidentessa del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e il vice sindaco Andrea Tomaello sono diventati mamma e papà da poche ore del piccolo Leonardo. Ai genitori e al loro bimbo le nostre più vive congratulazioni con i nostri migliori auguri. Acqua Granda 5 anni dopo, per non dimenticare, stasera alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. Ed è tutto, ora vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.